calma appena rotta dallo zoccolo che trotta. Ed in questo bel paesaggio, dove pura e fresca l'aria, vedo più d'un personaggio, tanta gente bella e varia, forestieri, compaesani, vecchi, giovani ed anziani. Chi sull'uscio di bottega, chi va zonzo per la via, legnaiolo con la sega, il mezzadro a mezzadria, lo strillone del giornale, lo stradino comunale. Io vi parlo d'un paese adagiato in mezzo ai monti, col convento, 5 chiese, con un fiume e con 2 ponti, l'orologio tutto tondo che divora ogni secondo. I paesani e i forestieri, dal mattino fino a notte, fanno un sacco di mestieri. C'è chi vende pere cotte, campanaro, carbonaio, taglialegna, zoccolaio. Chi il cocomero ti affetta, chi fa i moccoli ed i ceri, e chi ferri li imbulletta, tanto ai ciuchi che ai destrieri. Robi vecchi è un fabbricante di torrone e di croccante. C'è la paglia di gran petto e chi vende il caio baccelli, chi ricama l'uncinetto, chi ha le pecore e gli agnelli, e chi giunto da Belluno fa ballare l'orso bruno. Io vi parlo d'un paese adagiato in mezzo ai monti, col convento, 5 chiese, con un fiume e con 2 ponti, l'orologio tutto tondo che divora ogni secondo. Mezze maniche d'ufficio, il sensale, lo stagnino, chi fa i fuochi d'artificio, spacca pietre, vetturino, chi fa i necci con ricotta, chi l'ombrello tincerotta. Che bel popolo assai vario sta di casa in quel paese, venditore del lunario e quel giallo d'un cinese, con il quale si contratta per 3 lire la cravatta. Suonatore di zampogna, l'esattore di gabella, e un panciuto di Bologna, vende cacio e mortadella, il facchino, lo speziale, il pappino d'ospedale. Io vi parlo d'un paese adagiato in mezzo ai monti, col convento, 5 chiese, con un fiume e con 2 ponti, l'orologio tutto tondo che divora ogni secondo. Il mugnaio
chi spazza i fumaioli, chi dà bibite col ghiaccio, chi fa pentole e paioli, il trampiere che va a Lucca e il vinaio che dà la ciucca, carrettiere parrocciaio con la frusta e col cavallo, cappellaio, figurinaio e chi regge il pappagallo che col becco a mezzaluna ti predice la fortuna. Chi fa i gesti e fa i corbelli, Cavarena e Renaiolo, arrotino di coltelli, compra e stracci il cenciaiolo, e nel fiume chi modella per la stufa la panella. Io vi parlo d'un paese adagiato in mezzo ai monti, col convento, 5 chiese, con un fiume e con 2 ponti, l'orologio tutto tondo che divora ogni secondo.